Via Veneto a Varese, a due passi da Piazza Montegrappa. I negozi chiusi sono ancora molti e lo sono ancora perché la chiusura è avvenuta quasi per tutti in seguito al lockdown o subito dopo. Nonostante in altre zone della città ci sia una crescita del commercio e più vitalità, questi pochi metri che separano l'area delle stazioni dal cuore del capoluogo rimangono desolati e desolanti nell'aspetto, con saracinesche abbassate e vetrine ancora spente. Cosa si può fare per recuperare una via centrale e importante come lo era stato nel passato per il commercio?